Ciao a tutti amici della buona cucina, benvenuti su Basilico Channel. Oggi facciamo una spaghettata davvero particolare, è una spaghettata d'inverno alla siciliana, quindi andiamo a usare dei classici prodotti siciliani che si trovano d'inverno e il protagonista principale di questa ricetta è il pesto alla siciliana. Ho già fatto un video su questa ricetta, ma faccio un piccolo riassunto super veloce di questo video per andare a vedere come realizzare il pesto alla siciliana. Allora, tutto pronto, possiamo realizzare la ricetta. Bene, per fare la spaghettata d'inverno alla siciliana useremo 100 g di pesto alla siciliana, di cui potete vedere il video. Abbiamo circa 100 g di broccolo bianco già sbollentato, 2 salsicce che sono circa 80 g, una cipolla e andremo a usare 300 g di spaghettoni. Useremo anche il brodo di cottura dei broccoli per andare a cuocere la pasta. Bene, così il primo passaggio è andare a tagliare la cipolla. Allora, già l'acqua nella pasta l'abbiamo messa a bollire. Vi ripeto, è l'acqua in cui ho già cotto i broccoli. Quindi questo è un ottimo trucco, proprio perché la pasta avrà un sapore ancora più buono. Così tagliamo la cipolla, non usiamo aglio ma mettiamo questa cipolla e la cipolla rossa di Tropea. Insomma, la cipolla rossa, poi c'è anche quella siciliana. Cipolla delle zone mie, quella più conosciuta è la cipolla di Giarratana. Le cipolle bianche davvero buone. Bene, passiamo ai fuochi. Bene, vedete già l'acqua comincia a bollire. Abbiamo qui la padella, possiamo mettere un bel filo d'olio. E così appena siamo pronti mettiamo la cipolla. Le salsicce anche le dobbiamo un po' scrusciare, giusto un minutino. Abbassiamo la fiamma dell'acqua della pasta e ancora ci vorrà un attimino, almeno il tempo di cuocere la carne. Allora, continuo con le ricette siciliane, no? Visto che molti di voi apprezzano proprio la tipicità siciliana, ed è vero, ingredienti semplici ma davvero deliziosi e unici. Bene, così possiamo sgusciarla, sbudellarla. Questa è una salsiccia normale, solitamente in Sicilia la salsiccia molte volte la trovate
speziata sia con il peperoncino ma anche i semi di finocchio, che noi andremo a mettere anche su questa ricetta. Allora, a questo punto vedete inizia la cipolla, mettiamo la carne, così piano piano andiamo a schiacciare la salsiccia in modo che possiamo dividerla insieme agli altri ingredienti. A questo punto possiamo mettere la pasta, un po' di vapore, così ci siamo. Non so a che punto era arrivata la registrazione, ma la card si era riempita ho dovuto cambiarla. Allora ho messo la pasta e stiamo ancora qui in padella cercando di continuare la ricetta. Siamo, voilà. Adesso mettiamo già un po' di acqua di cottura. Ok, aumento la fiamma, vediamo. Vedete, a questo punto mettiamo i broccoli. Anche i broccoli li spezzettiamo un po'. E prima di mescolare bene tutto cominciamo a mettere le spezie. Mettiamo del peperoncino rosso, mettiamo dei semi di finocchio e del pepe nero. Aggiungiamo anche un pizzico di prezzemolo. Ci siamo. Adesso mettiamo anche il sale. Due pizziconi di sale. Il pesto lo metteremo solo alla fine perché sapete benissimo che i pesti non vanno mai cotti. Davvero ottimo il brodo di cottura dei broccoli, in cui vi ricordo che sto cucinando gli spaghetti. Aiuta di molto il sapore.
mestolo e facciamo cuocere per almeno 5 minuti. A dopo. Bene, così vedete la cottura della pasta è quasi ultimata, manca solo una trentina di secondi e la andiamo ad aggiungere in padella con gli altri ingredienti. Ecco, senza fare un mare di disastri. Aggiungiamo dell'olio, mettiamo il pesto alla siciliana e completiamo di mettere tutta la pasta. Ci siamo quasi. Vedete? Mettiamo un altro bel mestolone di acqua di cottura. Ecco qui. Purtroppo vedete un po' di vapore. La cappa è rumorosissima, se l'accendo non sentite più niente. Insomma, tutti i primi piatti passati in padella migliorano molto il sapore e diventano davvero dei piatti buoni. Questo è un piatto molto casereccio, semplice. Vedete come l'aggiunta del pesto alla siciliana dà anche un ottimo colore e un buonissimo profumo. Ancora mettiamo dell'altro brodo o acqua di cottura, in questo caso è la stessa cosa perché prima ho fatto i broccoli e poi ho cotto anche la pasta. Ragazzi, siamo pronti, vedete, un profumo davvero squisito. Adesso aspettiamo qualche altro secondo, quando un attimino ancora si asciuga, e spegniamo la fiamma. Ovviamente non può essere subito servita perché è incandescente, dovete aspettare un po', ma l'importante è lasciarla un po' così con una crema, non fatela molto asciutta altrimenti non la potete gustare. Bene, andiamo a impiattarla e poi la assaggiamo. Bene, così l'ho impiattata, vedete. Buon appetito a tutti! Buonissimi questi spaghetti, davvero buoni, un'ottima combinazione di sapori, un piatto rustico che richiama l'attenzione a tutti quei sapori siciliani che in inverno si possono assaggiare. Bene, se vi è piaciuta questa ricetta lasciate un mi piace o iscrivetevi al canale per avere tutte le anteprime. A presto su Basilico Channel, il profumo della buona cucina.